Buongiorno, ciao a tutti. Stiamo per andare in un posto importantissimo per la storia e la cultura italiana. Con me c'è anche il buon Bembe, grande, sempre presente. Io faccio da ammiraglia sempre e comunque. E sapete dove siamo? Guardate un po' e voi vi starete chiedendo: ma perché siamo a me? Sì, si è dimenticato le batterie della GoPro. E quindi se volete vedere, ne ho solo una, è la power bank sempre fedele. Se voglio fare questo vlog molto importante per la storia e cultura italiana e anche un po' sempre ignorante, devo prendere un'altra batteria e io pago. Ovviamente metterla sotto carica finché arriviamo al tragitto, che comunque l'avete visto dalla miniatura e dal titolo dove andremo, e quindi devo fare spese. Iscrivetevi al canale, se no non ne fa le spese. Dai che andiamo! Dai che andiamo! Per accompagnarvi in questi video della playlist Monte Grappa in Graziella ho voluto mettervi delle testimonianze di chi ha vissuto la guerra del 15-18 in prima persona. Il soldato Giuseppe Perrozzi, un ragazzo del 99, che partì volontario dall'Abruzzo per la Grande Guerra, descrivendo le sue giornate in guerra tra scontri a fuoco, vite in trincea e momenti di riflessione, per far capire ancora di più il sacrificio dei nostri connazionali ai giovani d'oggi. È stato questo che mi ha spinto a scalare il Monte Grappa in Graziella, facendo in modo che il loro sacrificio non venga mai dimenticato. Fa che giammai sia vano il nostro sacrificio. Giuseppe Perrozzi. Buona visione. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Appena comprata, ne avevo comprate 2. Sì, le ha perse tutte e 2. Porca miseria. 39.000 lire. 39.000 lire. E ti dico solo questo. Te dico solo questo. Ok? Non una. Quindi spero che con 2 batterie riesca a fare tutto il vlog e portarvi questa magnifica esperienza. Ovviamente siamo con un mezzo tecnico che avete già visto in un altro video e ringrazio in anticipo Riccardo Agostini, e avete già capito di che mezzo sto parlando, per portarvi a conoscenza della storia di questo posto che è molto molto importante. Metto subito sotto carica perché non mi voglio perdere in altre chiacchiere, anche se è bello qui chiacchierare con voi su YouTube. Così abbiamo 2 batterie cariche. A few moments later. E siamo arrivati alla meta e ho 2 buone notizie. La prima è che la batteria che ho comprato, che avete visto prima, si è caricata. Mi fa piacere. E la seconda bella notizia è che ho trovato un sostituto per fare il giro. Guardate che mezzo e guardate chi è. Ciao ragazzi. Il buon Bembe si è candidato, invece è una brutta notizia anche questo, perché dovrò farlo io. No, io sì, giusto, perché io non ce la faccio. Non ho fiato. Quindi falso allarme, partenza falsa. Mi cambio e via. E voilà! Ed eccomi cambiato ragazzi, eccomi cambiato. Pronto per partire. Bembe. Cosa c'è? Cosa dobbiamo dire? Che sarà molto più dura rispetto a tutti gli altri tour che abbiamo fatto. Per gli altri tour che abbiamo fatto, sempre con la compagnia di Bembe, sempre io che pedalo su una graziella mentre scalo salite, ho pensato che potrebbe interessarti la playlist Monte della Madonna in Graziella, nei Colli Euganei in provincia di Padova. Trovi tutto il tour cliccando la I in alto a destra. Proseguiamo con il video. Sì, è anche più lunga perché vi dico già 1500 metri di dislivello. E quanti tornanti? Più di 20. Scaldano. Sì. Ed eccola qui il super bolide. Guardate l'ambrato tipo Wheeler Triestina, forcella verde per distinguersi, manopole specialized. Ringraziamo sempre Riccardo Agostini, giusto, che ci ha dato il mezzo. Sì, grazie Riccardo. Number one. E mi diletterò per andare sul Monte Grappa da Semonzo. Al rifugio, e ci vediamo al rifugio Bassano se ci arriviamo. Sì, ci arriviamo, ottimisti.
Ho appena bevuto un po' di acqua fresca dalla fonte, a me ci vorrebbe una roba del genere, no Graziella? Porca miseria, mamma mia. Sì, mi ci vorrebbe un quad. Che voglia di sgasare che ho anch'io. Guarda che roba. Dai, iniziamo. Ragazzi, è 12:10, guardate un po'. E sono pronto, però c'è un po' di, diciamo così, è una salita molto importante per la storia italiana. Poi vi racconterò. Da ragazzino, quando venivo ad affrontare il Monte Grappa per allenarmi, ho sempre pensato che un giorno avrei fatto un video a riguardo, perché me la sentivo. Sapete, salire su una salita del genere dove è stata scritta la storia del nostro popolo mi ha sempre dato quel senso di essere minuscolo, di contare come una cicala, come una formica davanti a così tanta storia, di essere non una nullità, però veramente di essere poco, perché i nostri predecessori hanno scritto la storia, hanno combattuto, hanno dato il sangue e purtroppo non sono più tornati a casa dopo essere partiti, e veramente è doveroso ricordare questo monte. Beh ragazzi, siamo in via Chiesa. Come vedete si sta per iniziare, sarà da farla quasi tutta in mono alla Valentino Rossi style, perché ragazzi guardate già come tira. E vi dico, queste saranno le pendenze, non ho purtroppo il manubrio con la presa da salita e quindi porca miseria, devo mettermi i guantini. Ok, dopo me li metterò. Guardate come tira. Saranno 18 km, adesso avrò un po' di fiato per parlarvi, però dopo sarà veramente critica, veramente dura parlarvi e bisogna mettercela tutta. Via Chiesa, Monte Grappa, partiamo a 180 metri sul livello del mare, dobbiamo arrivare a 1775 metri. L'aria sarà un po' più rarefatta, guardate queste scritte, sembra di stare ai mondiali, al Giro d'Italia. Sentite che tifo è il motivo in più per spingere, guardate come si suol dire, so impiantare. So momentaneamente desfatto. Porco Giuda, sono impiantato. Farla in Graziella a tocco di sana ignoranza, ma dai che andiamo, no? Ormai mi conoscete, paura di niente. Ecco lì incomincerà vero e proprio il challenge, la sfida, però io l'ho già incominciata. Yes! Guardate, malghe, le malghe sarà il pezzo più duro. Campo Croce, Cima Grappa, la grande guerra, come avete visto, strada del generale Gaetano Giardino, Semonzo, Campo Croce, Cima Grappa, Monte Grappa, Semonzo. Ragazzi, è tutto vero, Monte Grappa in Graziella da Semonzo, pauroso. All'alba del 26 aprile 1918 un grosso contingente di giovanissime reclute arranca faticosamente lungo l'erta mulattiera della Beata Vergine del Covolo, che da Crespano sale a zig-zag fino al Col Formiga. Fra questi soldati, anch'egli stanco per la difficoltà della salita e per il peso dello zaino che grava sulle spalle, c'è il caporale artigliere Giuseppe Perrozzi, di Vasto, ragazzo del 99. Ci lasciamo quindi i cartelli e la chiesa alle nostre spalle. Avete letto Semonzo, saranno 18 km con pendenze che vanno dall'8, 9, 7 e poi a Campo Croce arriviamo in doppia cifra, 10, 11, 14, si parla anche di 16%. Ci siamo, bisogna rimanere concentrati e nutrirsi bene. Ho una borraccia perché se avrò bisogno di bere devo avere subito liquidi pronti. Qui abbiamo, come vedete, degli alberi che ci proteggono dalla frescura. Come sei che te hai detto? Qui abbiamo degli alberi che, come vedete, ci proteggono dal sole, ci danno un po' di frescura e questo è quello che inizialmente abbiamo, quindi un po' di riparo dal sole da parte degli alberi, cipressi, pini, abbiamo flora e fauna particolari e vi racconterò strada facendo se avrò fiato e se riuscirò soprattutto a fare grip con una mano. Vi ricordo che ho scarpe normali e non con l'attacco, porca miseria, perché dovrei averlo. Mi metto così, spero si senta. Porca vacca,
Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Io ve lo dico già adesso, mettete già un like, iscrivetevi, non sono capace a staccare l'altra mano, altrimenti faccio un backflip. E dai che andiamo. 2 giorni prima di partire per il fronte, a tarda notte, il Perozzi si era inginocchiato sui gradini della chiesa di Santa Maria Maggiore, a Lanciano, e aveva chiesto alla Madonna di farlo tornare sano e salvo dalla guerra, non tanto per sé, quanto per i suoi genitori. Ma tu sei il magico, vero? Quello con sì. la ruota solo. Io, Valentino Rossi. Sì, vale di più farla con questa. Giovedì 2 maggio 1918. L'aviazione nostra e nemica sono attivissime. Nel pomeriggio, verso le 5, il nemico riapre il fuoco. Sotto una vera grandine di pallette, quasi tutti gli uomini si riparano nella caverna. 2 soli rimangono sotto la tenda, impavidi. Ad un tratto sentiamo gridare. Io mi affaccio dalla caverna e guardo lungo il pendio del monte, verso le nostre tende. Da una di esse vedo uscire col volto trasfigurato il caporale Samengo, che invoca aiuto. Lo credo a prima vista ferito, ma invece egli mi accenna all'interno della tenda. Corro insieme ad altri e trovo il caporale Iacchetti steso per terra sotto la tenda, con gli occhi stravolti e fissi. Sotto l'attacco nemico lo adagiamo su di una barella e lo portiamo al posto di medicazione. Egli è ferito all'addome da 2 pallottole e geme continuamente. Vorrei quasi dire però che è colpa sua. Ragazzi, ecco quanti tornanti mi aspetteranno. 28 tornanti. Sto già sudando, sento già la fatica. Un'altra notizia che devo darvi, che non è una bella notizia, è che ho anche mal di gambe, perché per un concorso che ho fatto, per un concorso che dovrò fare, dovevo correre a piedi. Dato che è da un po' che non corro a piedi, perché ormai forse per gli iscritti al canale avranno capito della mia caviglia destra. Caviglia destra, giusto? Caviglia destra. Ara qua come che so ciapaco a caviglia destra. Secondo dei terzi appuntamenti per la camminata breve che il dottor Usuelli mi ha ordinato. Perché sono stato operato per la 3ª volta alla caviglia destra. Sì, integrazione di cartilagine, speriamo bene, guardiamo il cielo e che sia l'ultima volta veramente e che possa ritornare al 100% a fare sport. Sì, ho tanta voglia, anche perché ci sono dei video, un motivo in più per dare il buon esempio, come puntini. Ma in mia fase di scrittura del video Monte Grappa in Graziella, oltre a un po' di sano divertimento, sport e quel tocco fine di ignoranza, avevo anche l'intenzione di portarvi qualcosa di serio, qualcosa di storico, e a casa avevo un libro. Ora vi faccio vedere, ce l'ho qui con me. 1918, Monte Grappa, diario di guerra di un ragazzo del 99, Giuseppe Perozzi. Il ragazzo del 99 che ha scritto queste memorie durante la guerra del 15-18, scritte durante l'anno 1918, appunto, quando dall'Abruzzo partì per arrivare in Veneto. Devo ringraziare perché per l'utilizzo delle frasi e alcune foto la casa editrice Edizione DBS, perché altrimenti non avrei potuto portarvi queste memorie del Perozzi, a cura di Piero Tessaro, il signor che gentilmente ha curato le memorie, ha raccolto le memorie e le ha riportate in questo libro. Spero che il tutto sia di vostro gradimento. Riprendiamo col video e dai che andiamo. E io mi aggiusterò, spero, la caviglia, tempi di recupero, con calma si arriva a grandi traguardi. Mi sono allenato e sento un po' di dolore, vabbè, ma noi ci tiriamo indietro. Siete sul canale di Manuel Cosimo Muia, per gli amici Johnny 3, vi pare che mi tiro indietro? Ma dai, sempre avanti. Primo tornante, so già finito. Dai che andiamo sempre. Comunque questa strada ha 102 anni, costruita nel 1918 per volere del comandante Giardino. Primo tornante.